Ok, lo sappiamo, in estate troviamo sempre più tormentoni perché escono sempre più cose trash. Ma non immaginate in questo video cosa vi aspetterà. Innanzitutto ben trovati come sempre, grazie per aver di nuovo cliccato play. Voi siete meravigliosi. Se vi ricordate il video scorso vi dissi che avrei fatto un contest per regalarvi delle maglie. Ma mica delle maglie così, le magliette bucaccio. La volta scorsa come si poteva vincere la maglia? Condividendo il video scorso o taggandomi su Instagram scrivendo seguite youtuber. Le condivisioni sono state tantissime, i tag sono stati tantissimi e io anziché regalare una sola maglia a una persona che condivideva o una sola maglia a una sola persona che mi taggava, lunga esagerata, io ho fatto l'estrazione per 4 persone. Quindi 2 persone che hanno condiviso su Facebook hanno vinto 2 maglie e altre 2 persone che mi hanno taggato su Instagram ne hanno vinto 2. Ho fatto tutto a doppio perché caro un cittadino. E adesso voglio un po' di... E adesso mi serve un po' di atmosfera per dichiarare vincitori. Signore e signori, benvenuti all'estrazione delle condivisioni Facebook. Le 2 persone che hanno condiviso il video precedente e che hanno vinto le 2 maglie bucaccio sono Angela Di Nardo e Dalila De Lucia. Sia Angela che Dalila possono contattare Fashion Style su Instagram e organizzarsi per andare a ritirare la loro maglia. Mentre invece per Instagram i 2 vincitori sono Valerio Castaldi e Terry E.K. Daniele. Potete contattare Fashion Style su Instagram anche voi e organizzarvi per andare a ritirare la vostra maglia bucacci. Gli dite la taglia e la trovate e vai ad appigliare. Anche questa settimana però voglio fare l'estrazione con questo video e voglio regalare altre 4 maglie bucacce. Va bene che sono un folle? La volete la maglia bucaccio? Ve la faccio vedere un'altra volta com'è bella? Molto bene, come settimana scorsa, se volete provare a vincere la maglia bucaccio vi basterà condividere questo video su Facebook. Se invece lo volete vincere tramite Instagram vi basterà andare sul mio profilo Instagram, prendere l'ultimo post e condividerlo nelle vostre storie. È semplicissimo. Tra l'altro il post che troverete riguarda questo video qua, quindi basta che fai condividi post, inserisci nelle tue storie e partecipi all'estazione. Ad ogni modo era da un po' di tempo che non beccavamo del trash così trash e questo è sia trash che Amarcord perché questo video è del, pensate voi, 2011 e nessuno l'aveva notato. Il titolo è T'hanno scassata la marmita. Lo so, non ci aspettiamo niente. Parmiselline con Mur. Ciro Petrone, scusa, mi stavo dando questo video, ma assomigliato. Già mi piace a me, già mi vedi in da sagra la porchetta a fa stupezza. Signorina, volete provare a mettere in buca anche le mie? Allora giocano così random, non esiste una regola, basta che buttano i pallini a destra e a sinistra. Che volenza. È fuorviante questa frase, in che senso? Mi fa ridere, scusatemi. E quindi altruista, giusto? E qualche amico ne approfitta un po'. Si bucaccio, non si fa, non sa da approfittare. Nonostante io sia fermamente etero, detta così mi sa patchwork, mi sa proprio di olio. Ma su cosa? Per favore diccelo, stiamo pensando veramente male. Beh, monta una coppa a 3 e fanno cavallo, è veramente un'immagine bruttissima da pensare. Ah, con la Vespa, noi stavamo capendo male. Ecco qua. Arte contemporanea. Ma quale Stevie Wonder, Brian McKnight o altro? T'hanno scassata la marmitta. Sì, sicuramente una cosa. Papà, se mi hanno scassata la marmitta. Oi, pure hanno pigliato sta botta, ci fai pensare malamente a noi, piselli. Eh no, se no non fa lettera. Ah, marmitta. Hai visto come trase? Già mi piace. E a volte fa un po' di... Un complimento di quelli là belli. T'hanno scassata la marmitta, tiene tutto ammaccato. Sappilo, ti amo. Un danno irreparabile. Ma ragazzi, dopo questa piroetta io veramente mi volessi imbiccare con un filo di telefono. La prossima rima è sia tiene rotto, me ne vado, Ah, ok. Non è che andiamo meglio, però già è meglio che le avrei pensati. Ah, marmitta. Quest'estate sulle spiagge l'ha cantato quanto? E niente più ci può fare. No, infatti no. Sta vespa in un regale compleanno e te
l'hai fatto subito scassare. Ma per favore, ma non potevi dire altri termini. Tu non ci hai fatto mamma ancora rodaggio. Non è che se uno faceva rodaggio era meglio. C'era un bacio senza ci pensare. Ma in che senso? Quando dici la Vespa io capisco, però poi a un certo punto mi perdo. Sono troppo maliziosi. Hai fatto un'esperienza accelerata e ti hai imparato come a guidare. Ok, hai detto guidare, quindi vuol dire che sappiamo, sta parlando della Vespa. O quando piglio sterzo in mano. E io qua torno a pensare male. Sono solo io, scusatemi, sono io, ditemelo. Ogni manovra sai come si fa. Eppure quando dice manovra fa che lui guarda ammiccante. Ma mo riparte il ritornello, siete pronti ragazzi? Tanto lo so che già la sapete pure voi. 3, 2, 1. T'hanno scassata marmitta. Mo chi ci dice a papà. Ma come mi piace a me sta cosa? T'hanno scassata marmitta. Vabbè, addirittura adesso i cori. Ma buono? Mo chi ci dice a papà. Ma visto che la marmitta a mano è una cosa bellissima. Io lo amo questo trash. A due pigliate sta botta. Chi è stata non può parlare. Beh, attori comunque di un certo calibro, no? Adatti alla canzone, tra l'altro. T'hanno scassata Marmitta, ci piace, siamo fan di T'hanno scassata marmitta. successo a fuori rotto. Ci ha fatto autoritornelli, ti prego. T'hanno scassata E non so poco a cominciare. Questo è il balletto ufficiale. Pace fatta, hanno scassato la marmitta la figlia e il padre l'ha perdonato. Ma perché ti sti tic? Alla fine si è tirato roba ciotta, hai capito un po'? Durante le riprese è successo qualcosa? T'hanno scassato la marmitta? Sì, Cosa? sono caduta dalla Vespa. Ah, vabbè, allora non t'hanno scassato la marmitta. Tagliatela la caduta, ovviamente. Wow, tagliatela, che l'hanno messa proprio come prima cosa. Beh, credo di avervi dato un ottimo stimolo di trash anche questa volta. Vi ricordo che di lasciare un mi piace a questo video, ma sono sicuro che ve lo già abbiate fatto, che siamo a scassare marmitta, sappiatelo. E in più vi ricordo che per vincere la maglietta Buccaccio vi basta condividere questo video o andare su Instagram e condividere il mio ultimo post nelle vostre storie. Ma che va già la chiusa, già la marmitta nuova, già la... Ya, parliamoci chiaramente. Comunque, come sempre, non so che cosa dire. Lascia un mi piace e tagga quanti più amici qua sotto, perché sennò vi scassa la marmitta e non si può più accucciare. Chi ci lo dice a papà? Me ne vado in retromarcia.